Il Veneto veleggia verso la remissione dal contagio da Covid, una speranza che potrebbe farsi sempre più concreta grazie a terapie intensive con i ricoveri in calo, l'83% dei veneti vaccinati, il numero dei decessi che rimane invariato e con quello dei positivi, oggi oltre i 9.000, ma in deciso calo. Numeri che il presidente della regione Veneto Luca Zaia mette sul tavolo a 20 giorni dal ritorno a scuola, linea di confine che avrebbe fatto la differenza e che oggi consente al Veneto di rimanere in fascia bianca. Restiamo in zona bianca, fra l'altro con dei parametri, grazie, con dei parametri importanti, 0,79 di R con T. E con un'incidenza su 100.000 abitanti che scende ancora da 69 della scorsa settimana a 49. In questo quadro si inserisce come un incudine la questione obbligo del certificato verde, che vede gli imprenditori in fibrillazione con l'incognita no Green Pass e Zaia lancia un appello al governo. Spero che il governo cerchi di venire incontro alle imprese e ai lavoratori. La soluzione potrebbe essere i tamponi salivali gestiti direttamente dall'azienda. L'altro nodo da sciogliere è quello delle discoteche, con una capienza ancora drasticamente limitante all'attività e che lo stesso Zaia auspica che il Consiglio dei Ministri riveda. Provveda a modificare questo 35% perché sembra quasi una presa in giro, cioè con 35% a pochissimi converrà aprire perché è diseconomico.